Siamo nel cuore di Cison, questo è un luogo bellissimo. Questo è un paradiso, non saprei con che altro aggettivo comunque descrivere questo posto. È un posto per pochi, nel senso che qui vivono i conti Brandolini ed è un paradiso dal quale uno non vorrebbe mai uscire. È una perla all'interno di una perla. Crediamo che Cison possa dare la bellezza insieme alla pace, insieme a tutta una serie di cose che il turista cerca. Proprio al giorno d'oggi non cerca più la grande città piena di caos e di cose frenetiche, ma cerca proprio questo, lo slow. La Casa Grande è stata fino all'inizio degli anni 60 l'amministrazione del castello, per cui mio marito mi ha sempre raccontato che è proprio in inglese si dice è un benchmark per tutta la produzione del cibo della valle, il formaggio, il vino, ma anche le bacche di seta. Qui è proprio stato il centro dell'attività e per noi sarà bellissimo continuare questa tradizione, perché secondo noi il cibo ha proprio sostituito un bel po' questa ricerca per il mistico dell'essere insieme con amici, parteggiare vino e pane, e sarà qualcosa a livello dei Brandolini stupendo di essere in grado di continuare questo. Io credo che posti come questi, borghi come questi non abbiano nulla da insegnarci come Slow Food, anzi siamo noi che dobbiamo imparare molto da queste località. Qui abbiamo un territorio straordinario, abbiamo una gastronomia altrettanto straordinaria, ancorché semplice. Ne parlavo prima con la contessa, che il bello dell'Italia è proprio questa gastronomia semplice che però raggiunge delle vette incredibili, e noi ne abbiamo la dimostrazione qui oggi. La cosa bella di questi borghi è il turismo lento, il turismo slow. È un turismo che ti permette di assaporare momento dopo momento non solamente la gastronomia del posto, ma anche la bellezza di questi luoghi, questi angoli, questi corti, questi giardini che non ti aspetti. Apri un portone e trovi delle cose favolose dietro l'angolo, e dietro le cose favolose poi ci sono anche dei bravissimi cuochi, dei bravi produttori di materie prime, perché non dimentichiamo che la produzione della materia prima è altrettanto importante come la trasformazione da parte dei cuochi.